Odio in profondità, il tentativo di intervento da parte di Acerbi, poi Espinal va alla battuta, il suo tiro è pericolosissimo. Pallone dentro a cercare la testa di Colombo che va in anticipo, solo Mistiroli, rete! Simone Mistiroli a 2 minuti e mezzo dalla fine del match trova la rete del vantaggio per la Regina. Capelli, Barreto si allarga sulla destra, Ardemagni riceve il cross, pronto, attenzione, Doni al 36esimo minuto, il gol del vantaggio dell'Atalanta, il 6º gol in campionato per Cristiano Doni sull'assist da destra dell'ex Ardemagni. Può fare festa l'Atalanta, possono fare festa i pochi tifosi dell'Atalanta arrivati a Trieste. Questo può diventare un momento importante se non decisivo della partita. Nel testa a coda del Duca, il Novara è bloccato dall'Ascoli, qui calcio di rigore per fallo di Ciofani su Bertani. Dal dischetto Simone Motta al 5º gol in campionato, rigore piuttosto generoso fischiato dall'arbitro Tommasi. Qui altro rigore un minuto più tardi, fallo di mano di Risuzzo. Dal dischetto Lupoli firma il risultato sull'1-1. Si sblocca il Siena dopo un primo tempo sofferto. Al quarto d'ora della ripresa, azione piuttosto confusa in area di rigore, alla fine la risolve Calaiò con questa splendida rovesciata, gol dell'1-0, quinto in campionato per Calaiò. Poi Siena che in 10 riesce a trovare anche il gol del 2-0, il sinistro chirurgico della Vipera, Mastro Nunzio. Quinto gol anche per lui nel finale, col Siena addirittura in 9, azione di contropiede Troianello, Mastro Nunzio, Troianello e gol dell'ex che fissa il risultato sul 3-0. Gol e spettacolo all'Euganeo, parte al 39esimo con l'11esimo gol in campionato di Davide Succi che sblocca sull'errore di Andanovic. 1-0 per il Padova all'intervallo. Poi nella ripresa meglio l'Empoli che arriva al gol del pari al 21esimo, il colpo di testa di Lazzari entrato da 2 minuti sul cross di Gotti, primo gol in campionato per l'ex giocatore del Grosseto. Al 31esimo poi Gotti, passo per Coralli, meraviglioso il colpo di tacco dell'attaccante empolese, settimo in campionato. Ma al 46esimo arriva il 12esimo in campionato ancora di Davide Succi, sempre più capocannoniere della B. 2-2. 1-1 al Braglia tra Modena e Livorno. Al terzo passa il Livorno col terzo gol in campionato di Perticone e sbuca sul secondo palo sulla punizione di Biagio Pagano. Nella ripresa arriva la reazione e il gol del meritato pareggio per il Modena. Il cross di Gozzi, il colpo di testa del piccolissimo Pellucci che segna il gol dell'1-1. Colpo esterno del Pescara sul campo del Crotone. Al 32esimo azione di rimessa, il Jolly lo pesca Bonanni con il sinistro da lontano, battuto Concetti. 1-0 per il Pescara. Uno scatenato Piacenza di uno scatenato Caccia trova il settimo risultato utile consecutivo. È proprio Caccia a sbloccare il risultato al 31esimo. Controllo con il destro e il sinistro a battere Frison per il gol dell'1-0. 7 minuti più tardi arriva il gol del pareggio, però lo ferma Schiavi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Piuttosto immobile qui la difesa del Piacenza. Nel secondo tempo però non c'è storia e allora Graffiedi al 18esimo mette il pallone in mezzo con il petto, arriva Caccia ad anticipare Gianni, gol del 2-1. Si aprono gli spazi, può dilagare il Piacenza e lo fa ancora con Caccia. Qui il sinistro di Guzman deviato respinge in qualche modo Frison. Tutto facile per Caccia firmare la tripletta, colpirà anche una traversa all'attaccante del Piacenza e servirà quest'assist per Marchi, anzi per Bianchi, il gol del 4-1 per il Piacenza. Vince l'Albino Leffe in casa con il Sassuolo, si sblocca al 7° minuto la partita con il bel gol di Momentè che salta Bressan e firma il gol dell'1-0, terzo in campionato per Momentè. Un minuto più tardi il colpo del KO, ancora Momentè che serve in area di rigore Foglio, il sinistro, 2-0 sulle gambe il Sassuolo, subisce sempre in contropiede anche il gol del 3-0, bellissimo pallone backdoor per Foglio, gran colpo sotto, gran pallonetto, gol del 3-0 per l'Albino Leffe. Nel finale c'è anche gloria però per Quadrini che firma il gol della bandiera, bello il destro a giro sul secondo palo, battuto Tommasi che finisce 3-1.